Signori e signore, buonasera. L'Associazione Culturale Georgios, in occasione del Carnevale, presenta San Giovanni Decollato. Preparatevi a viaggiare fino ai primi del Novecento, alla ricerca delle radici della fede, che l'uomo oggi ha smesso di nutrire. L'opera che proponiamo altro non è che la caricatura di una religiosità popolare e ingenua, che la penna del grande e unico Nino Martoglio si divertì a scrivere, sottolineando due mondi diversi, in opposizione. Ma Faustino Misciascio è il simpatico elemento di coesione tra il mondo contadino, che si apre timidamente ad un mondo borghese, e quello popolare, profondamente povero e credulone. Ci divertiremo a raccontarvi la storia del calzolaio e del suo insolito miracolo pregato al santo decollato. Dall'alto del suo altare, decorato con fiori e lumini pieni o quasi, San Giovanni Decollato assisterà agli eventi di un mondo innocente, abitato da faccendieri, irascibili massaie, inoffensivi lampionai, intenti a illuminare ai piedi del Battista le speranze di timidi amanti e le preghiere di vagabondi, figli di nessuno. Fra le risate rifletteremo le religiose abitudini dei contadini, rivolte a Dio affinché vegliasse sul raccolto o sulla famiglia. Nell'allegria della storia torneranno così alla memoria immagini di un tempo quasi dimenticato, che la Chiesa, nell'anno della fede, ci chiede di rivalutare, perché ci aiutino a vivere anche nella crisi, nell'oscurità, nelle difficoltà dei problemi quotidiani. Che cosa significa credere oggi? È un fiducioso affidarsi a un tu, che per Faustino Misciascio è San Giovanni Decollato, e per noi potrebbe essere Dio, una certezza diversa ma non meno solida di quella data dal calcolo esatto o dalla scienza. E allora, San Giovanni Decollato, per la vostra decollazione datemi fidi e consolazioni, e per sti cristiani ora presenti una buona serata di riflessioni e divertimenti. Grazie a tutti e speriamo una buona visione. Grazie. Figliacci! Lona! Oh Lona! Lona! Per esempio non c'è mai sta ventana finisciuta. Chi volevi, papà? Come ti chiami tu? E chi? Torno e replico. Come ti chiami tu? Serafina, ma perché non sapete voi? Ah, ti chiami Serafina! Io invece e hai interrogato Lona. Dunque, è chiaro e manifesto che non voglio dire, ma voglio tua mamma. Non sapete chi è? Che mamma non può venire e ma noi a mia. E si dice Redenno? E sentiamo, perché non può venire tua mamma? Dissi che fai? E che sono che fare l'altra banca? Ci deve dire a Tommaso di venire subito qua, che il suo consorte e Pacione l'aspetta, e quando il suo Pacione la chiama gli va a lasciare qualunque cosa e sarà presentare di
Se non cade, ci devo qualcuno di addosso, eh? Avanti, marci e segui gli altri. Come volete voi, pacioni? Disgraziati. Buonasera, la Faustino. Che si dice? Oh, buonasera a lei, caro signore. Che stava a dire? Ah, siamo. Combattiamo con questi femmini cretini che non comprendono una sillaba. Benedetti di paesi del continente, in Piemonte, in Lombardia, mi temo, non si capisce una mezza parola. Ma certe volte dico, non potrei tornare 20 anni a re, mi resterebbe già sul tavolo. Basta di non scommettere questa categoria di animale salvaggio. Caro Maestro Faustino, tutto nel paese. Ci sono i cretini. C'è, avete ragione. Ma non ti sta specie. Chisti non capiscono niente completamente, va. Non mi pegare dietro a tu. Che fu, che ti piglioi? Casugno, muoviti. Mi stai facendo la minescia e non posso perdere tempo con te. Lo vedi? Lo state vedendo come si vogliono con marito sta animale di gebbia? Dicetemi una cosa, signore. Ce l'avete messo stamattina l'occhio in tasto lungo? Certo che ci metti. Ce ne metti più di mezzo quarto. Scusate, a che ora è rimasto? Tardo. Potevano essere i 10. I 10? Guardate là, i 10, sciotto come l'osso. Ma io lo dissi e ho fatto. E dare l'esempio in tasto contiglio che se l'hanno a ricordare, però me ne secola secolorono. Ma che succede, papà? A te non ti interessa, già si richiesta, forza. Ma perché sta rincia? Che male fa a zuccare? Allora, non li capiamo, inizia! Cammina Serafina che a sto pace già cinchiana le basche. Vi saluto, Maestro Faustino. Io, vai a studiare. Guarda io, voglio sapere cosa sti mascalzotti. Ma io lo dissi e lo faccio. E dare l'esempio da sto quartiere che se ne deve dare fino a che capo. Farà butti. Ogni giorno, signori miei, ogni santo giorno, mentre un professionista si fa una pennichella per riposare, se l'ossa, spunta cacche devoto o cacche devota, o farsi un ganno e ci giocavo dentro lui. Sì, farà butti, mascalzoni! Un santo, signori miei, un santo miracoloso che non ce n'è uno stesso in tutta Sicilia. E che si roba? Un santo si roba? O io nella sua vigilia? Farà butti! Che figuravano allora? Figuravano di quello che ci volevano fare all'uomo. Ma io oggi voglio dire a sti vicinetti cari che ci stai punzando un bel piatto di pesci. E come dice un proverbio, parli misogina e intendi minora, parlo in generale, parlo con tutti quelli che hanno ricchi per sentiri e poi fanno scemo un lenzuolo. Che succede, Maestro Faustino? Con curello? Che vi pigliarono? A porci tutti sti buci. Che vi fecero? Niente, carissime e nobili signori. Stavo parlando fra me e me. E parlavo in generale. E lo sapete che diceva? Diceva, cari signori, che una volta c'era un turco. Sì, un turco, uno di quelli che faccinita, va? Che ci piaceva un pane con l'olio. E siccome era sempre senza soldi, che faceva? Da vicino c'era una bella cona da Madonna, con un bello lume, sempre piena d'olio. O turco allora si settava già davanti e facendo finta di pregare si tagliava un pane a fede e bagnando tra l'olio della lampada ci diceva: bagnare i pani, Madonna. Oh. Bagnare i pani, Madonna. Oh. E bagnando si giocava tutto l'ora. Sì, signore. E sto fatto succedeva tutti i santi giorni.
Una mattina però, un proprietario della Bona, con permesso della Madonna, entra dell'olio la lampada e ci mettevo una bella cucchiara di pepe amaro macinato. Sì, spontaio turco! Se toi, bagnare i pani, Madonna, bagnare i pani, Madonna, e un muso ci diventò il rosso, come quello degli arrozzi. Guarda, un tasto cortiglio, e certo, c'è che essere qualche turco, o qualche turca, che ci giocava a San Giovanni. E io, col permesso di lui, ora il sacerdote ci mette una bella cucchiara di prima mare macinato. Così domani mattina, qualche turco o qualche turca, brici, che può stare giù, come la pagare? Ma Sciastino, mi dite sbagliare a parlare, ora, dico giusto? Certo, concetta, ca! Ma non lo sapevi? Turchi non ce n'è! Siamo tutti battiati! Bravo! E scusazio, non pipita, accusazio manifesta. Visto e considerando che per state resentendo, vuol dire che avete la caponetta bagnata. Ma senti, concetta! Ma non è questo placido del babbo, l'avevo noi! Ma Sciastino, ma sapete che parate quanto una vittegola? E le patate di Paolo da Re, la puta la vedi voi! E avete uno scecchi vera! Vi state bruciando troppo, mi pare a mia. Segno che vi piace l'olio. Oh! Può costare carne! L'olio era in bambino! Sciacquare fa bocca quando me la dico mia! A me ne fanno tu. Ah, pure sì, mi disti pure picca! E che bello! Mi contavo fatto tu turco! Vedevo le buscare la crafracca del bastonata! Oh! Femmine do diavolo! State vedi! Appunta! Ma da te tu! Ma che fu? Che sono tutti sti buci? Ma sempre questione con tutto a fare? Oh, ma ci parli sulla puncia! Stai vedi, stai sicuro che non ti Ma che mi stai dicendo? a chi hai visto che sta rindo? Ti vedo ferriare ciò con questi piedi e non mi piace. Ma Sciastino, finitelo ora, calmate! Sempre femmini su! Sti cani di mancia e hanno la lingua longa. E io ci adagli a tutte e due. E lei che ridi? Che stivi in sotto la stamattina e lei sai chiave, eh? Con questi utensili che mettete qua fuori, poliziatevi le vostre sporchezze individuali, gentili e miserabili. Ma non ti ne accorgi di quanto sei ridicolo, Diventasse il passo di quartiere, diventasse. E finiscila di fare il frase va giusto, finiscila! Buona carazza di solista! Amorevole! Papà, ma perché facevi così? Tu basta, vicinza, e non tu più di giudizio! No, ma Sciastino no, che c'entra? È mia figlia, caro signore, è mia figlia! E ci devo insegnare l'educazione. Sì, ma no a colpa, voi siete uomini civili. Sì, civili come scecchi! Se ne accorge, caro Don Cicino? Lo sta vedendo lei? Poi dice che un professionista come mia non aveva petti la sua libertà. A San Giovanni te burlato. E buono, ma Sciastino, come ho detto un lungo attacco buono. Mamma, io mi ringrazio. Buonasera. Io calmo su. Sogno calmissimo, egregio signori. Buonasera. Serafina. Come Serafina? Serafina. Che c'è? Pigli una stagnata con l'occhio, forza muoviti. Subito. Se siete un santo vita vera e non siete gioco per compassa, San Giovanni lo Pedro, due miracoli me l'avete a fare, eh? Buonasera, ma Sciastino, come stai? Oh, carissimo Massorazzo, non c'è male, poi? Una bellezza. Che dici, sai? La faccia un miracolo. Ma che fai, ti scherzare? Tanto che sta dillo, sto
sto mossichetto di cosa ca, che pare che non seppi. Fa miracoli che manchi i più santi che ci sono in San Preso di Roma. Vado a figurare che vedono gente, mi si raccomandano a Cristo, di tutti i panni. Ancora, ci credo. Anzi, mi pare che sei stato magari a parlare. Ah, dopo, vedete, un solo miracolo, ancora non me l'ha voluto fare. E che non mi fa cadere la lingua a mia moglie. Ma io lo prego sempre, notte e giorno e notte. E il tempo passa e prima come fatto miracolo. Ma che ti fucciata? Amore, ma ci ti faccio ora? Che passa? Andiamo a comprare l'ora? No, Giulietta. Lo sapete come dicevo il piazzino? Fra moglie e marito non ci mettere manco un mignolino. Facete per l'affare di vostro. Scusate. Buonasera, donna Giulietta. Come state? Buono, grazie. Mi dica cosa. A posto, San Giovanni. E lo seguono, non c'è sistemato. Oh! Tutti e due. Di chi dice Ave Maria e un pace nostro, chi tu vi proteggi. Ai. Dalla fine da qua ti sta tutta la dice. Buonasera. Buonasera. E ora che quindi l'illuminazione mi metteva a ciavagliare. E non mangiate? No, non mangio. E perché? A lingua, mettete qua. Incia, e senza replica. Ma perché aspettati così? Andavi vicino di vostra figlia. È tanto premurosa. Amico, allora questo è il pizzichetto che avete. E prendete con un altro di proverbio. Ma stavolta ci buttate il pillo. Fra pace e figlia non ci mettere la maniglia. Va bene, scusate. Se no aio. Buonasera, donna Serafinetta. Buonasera. Cavolo sto miccio, cavolo che poi fa fumo. E poi calatini vicino, senti? Di nuovo, buonasera. Di nuovo, buonasera, donna Serafinetta. Buonasera, Masciolaccio, buonasera, lo dici tutti a settore. E la stava lì. Ma c'è? Ci scopro. Certo, non ti mette a mangiare, che chi te lamenti? Almeno se non ci pensi io, avanti papà, ecco. Avanti. La donne nobili, come più manto vento, o modo d'argento, stava come pensieri, e sempre un misero che spadio volo, dietro si incazzò e li Ma fai un favore!
queste cose mie facoltà. No, no, posso facoltà. Allora, parrazzi. Non si raccomando, ma lo facevi piacere di non cantare? Perché stono fosse? No, cantate come un cattivo. Io stare a casa e ti sento fino a 2 anni mattina. Ma io fortunatamente la storia la sai. Ne capiamo a mezze parole. Stassi tranquillo che lei sarà servito. Favorito, grazie. Si marita un rosa, sarine pipineggia, e io caso giù vedrà. È un eccetto settur. La artista di cante c'è qua. Si marita Donna Cena! Oh, donna Cena! Qui mi chiama. Scusate se vi disturbo, ma ho facito piacere di non cantare. Perché siccome stai studiando, sentendomi cantare per 2 volte. Vi ringrazio tanto, Sapete chi tu è? Siccome stai stirando, poi c'è un po' caldo mi metto a cantare. E poi, donna Zena, mi fanno una barra di ghiaccio, basta che non cantaste. E chi c'entra? Con mia, non c'è bisogno. Basta mezza parola. Un ghiaccio, mannadicillo. A chiedere che ci inchiarano i baschi. A chiedere chi hanno fuoco in ciò. A chiedere chi parlano come all'ettimo. Di un momento all'altro. Pare che stanno scoppiando. Ma non vedi cantare. Non canto più. Contento? Vi ringrazio stasera. Donna Zena. Oh, donna Zena. Quando poi siamo soli, lo dico io per la scala il ghiaccio. Dici la lascia solo. Ah, buono, sono vero, sono io che ci manca. Ah, così completiamo loro. Ma ciao, ma chi? Buonanotte, Dani. Sapete chi è? Quindi tutto sto rosso e ci pare che giorno. Ora faccio stare il motivo, non si preoccupare. Bene, a me. Oh, state muto che è notte. Ho sentito papà? Forza, mucchi davanti. Avanti, mucchi ti stai dicendo. Avanti, capisci? Sono io arretrata. Lei sta tranquillo che non canta più. È andato a letto. Speriamo, tante grazie. E niente. Ai. Salutavo, Mastro Agostino, come sta? Oh, avesse molto peso, non c'è male. Ah, poi non c'è bisogno che poi domani, siete una ricchezza della casa. Ultimamente pigliai una parecchia. E si vede, si vede. Settate qui, pigliate pastiglie. Effettivamente casa sta bene. C'è un fresco che uno sa richiede. A mia casa non si può stare. Si muore di caldo. Caro Zupeso, che volete fare? Io cagliai un ventilatore naturale. Questa finestra c'ha un'arietta così fina e così gentile che mi ricrea tutto. Ma come dice proprio più antico, l'arietta che oggi lasciava, domani la mette in spazio, va. E se prima mi finisce l'estate non mi busco una pomolini, posso ringraziare il Signore, non si posso ringraziare. Ma come mai che finiste? Padre, che cosa? Senza fare tanti cerimonie. Quindi mi porto un bel pattino. Ah già, avanti si vuota. E a c'è la madre tutto. E c'è stato il giorno, tanto che vedi già, tanti movimenti a destra, movimenti a sinistra, tanto casino, ma. Sopeso, non mi dici che vi metti tutta una modellista? Sì, va bene, va. Scansate, signor Rozzo. Ma tutto sto gioco fuoco che si sta preparando. Ancora ci vuole da fare mesi. E già avevo 6 mesi che parlano di 12 segni. Non mangio, la mia dice non mangio. Ma io parlavo di un partito di matrimonio. Sopeso, buona stasera, che bevi?
E che non sapete che purtroppo sogno maritato? Facete una cosa, facete morire la mia moglie e poi ne possiamo parlare. Hai da vedere sto vecchio che ancora sa senti. E che come stava a voi Macimone? E allora che fu? In cosa figlia Serafina? Per me pigliare. E questo faccio. Faccio. È un figliolo d'oro. E poi lo conoscete? Sì. E questo? Orazio Campionario. Ah! Ora che era? Sì signore, mo disse. Scusate, non capisco. E perché non mi dicevi tu? Perché un figliolo si vergogna. Si sta visto quanto è delicato. Un giglio, una palomma. Non parlo. Ma scusate, perché sono un babbo ma volere la mia figlia? Ma Faustino, vedete che non potete suonare di meglio. Lo babbo che decide voi scandolire in mezzogiorno come lampionario. A mattina ci va a scappare e vi fa la concorrenza e si porta a noi dovere in mezzo. E si porta io hanno 5 lire. Onesto e rispettoso pure. Un bello figliolo magari, la a dire. Ma che dice da babbo, sì. Ma tutte cose in questa vita non è che si possono avere. Però avete ragione. Certo, come ma bugisto pareri a non santo tu figlio. E che non ti pare a dire? Che volete di mia? Che mai da dire? Va bene. Va bene chi? Va bene? Acconsento. Acconsentite? Acconsento. Ah. Ma tanto me ne capiamo solo. Sto figliolo lo sapi che mia figlia non ha toti? Non mi aspetta solo da dopo. Usavi. Ma dissi che non ce ne frega niente. No, su. Abbiamo dei buoni. Mia figlia non ha niente completamente. E non per modo di dire. Ci siamo capiti, ma mi dissi che non ce ne frega niente. E allora se così è fatta. Ah. E ne potete andare. Benissimo. Vediamo ora che tu che dici insomma. Un anello è. Uno ne facciamo chiedere. E per chi? Per sentire che tu che ne pensa, no? Allora, fermate, state a pensare una cosa. Decidimi una cosa. Qui è il capo di casa Miciano. Parlate. Siete voi. Io. Il professore della scarpa, Mastro Agostino Migiaio. Benissimo. E che cosa vi ha risposto questo signore Agostino Miciano? Chi è contento e chi è fatto. Benissimo. E allora non c'è bisogno di altri consensi. Ma caro proverbio antico dici? Disse lo cuddicino un tasassa, ogni maggiori c'è, minori c'è. Ah, così dissi. Ma allora posso andare a un figliolo che ci dico che è tutto a posto. Ma certamente, come l'hai detto, si capisci, no? Allora vai su. Perché io, creatori, mi sta aspettando come un cane che aspetta l'osso. E portate geloso. Niente che si può presentare per chi già è fidanzato. Anzi, una cosa, mi sembra. Siete chiesto che chiave più premurato di voi. Un tempo che facevamo di pubblicazione di matrimoni che potete considerare marito e moglie. Visto e considerato che sto figliolo è tutto ubriaco, vedete se potete convincermi mi si porta a pagare a mia moglie. Ma così male subito, se ci riusciti vi regalo un paio di stivaletti di pette dei cani che vanno a durare 100 anni. Allora voi ve lo dite bene. Ma voi che pensate? Che io sono un uomo che fa cose che mi interessano? Ah no? Ma no, se mi capisco male, io non mi volevo offendere. Però io dicevo, va, a voi che mi gusta, decideci. Ma così sapete, anima di boccatorio, subito. Sempre scherzoso Mastro Agostino. È capace però che qualcosa la potevo combinare. State tranquillo, facete fare a mia. Vi saluto. Grazie, subito. Un signore mi parla. Vi saluto. Ma per Dio, volevi dire subito. Che bella. Cresce matura il grano.
cresce la gioventù, crescono piano piano i baffetti all'insù, nasce così l'amore, se lo coltivi tu. Come? E come finito? Che? Puoi scordare? Ah, già vera, è sicuro, non hai a cantare. Scusate, me l'aveva dimenticato. Sapete che stai preparando per l'esame di laurea e sentendomi cantare ripete a destra. No, capite signori, torna e replico. Lei si introducesse di nuovo che io non capisco. Grazie tanto. Diventi, mi scusi lei per la mia dimenticatezza. Ma non devi mangiare, c'è vostra figlia che mi serve. Dimora assai, mamma. No, Saccio, se non mi ricordi non stare in pensieri, sogno di me frati. Come? Che vuol dire che non mi arrivi dietro? Vuoi dire che con questa testa gloriosa di Topaci non ci posso scommettere più? Misurame parole. Con voi me ne vengo. Non ne sta andando, si capigliazza! Lasciala andare, che la smaniare una vita, così spuria. Andate pure, gli acqua davanti e vento da rete, e saponi su te vedi. Ragioni hai, e non mi potevo rompere qualche giorno che ti conciai. Oh, non mi chiedi, ma perché sta facendo così? Perché devi lì a così tanto? Guarda, nausi chi mi fionna e se tutto enero, ma così me la lascia in pace. Che dicisti? Quale genero? Cara mogliera, ti informo che nostra figlia è compromessa. Ma che dici sto faccio? Ma che dici ti faccia tu? Come devi mettere di rifaccia tua madre? Temo. Qual è che compromettivo? E con cui è compromettuta? Ufficio e basta. Antura ci l'esame parola da cosa da... A Orazio Scaunello, detto fungita. Volà più guarda. Che tempo che ne fiona e ogni cosa è fatta. Chi? Ma che sta dicendo? Sto cristiano aveva parlare prima con mia. Ha parlato con Meco e basta. Io sono il babbo. E io signor babba. E senza me con Sarete più con quello a parlare. Come se io fossi una pupa di pezza. Muta, pittecola, l'altare muta. Ma che volevi? Che volevi? Un presidente della Repubblica? O un segretario comunale? Maledetto, un momento che ti mandai a scuola. Che ti inchiede la testa, che ne piace? Se a mia figlia non ci piace non ave l'obbligo mi si piglia. Vedi che ti faccio ricordare la vigilia di San Giovanni. Sai, vuoi mai ci l'esame parola che sta cosa sa fare? No! Non mi vedo, ma così mi ammazzo. Pigliare per lui a giocare a ruolo con giumbo. Che sentero le mie orecchie? Mochito io! A Topaci ci rispondi da sta maniera! Passa picchiccia, passa picchiccia, le apri di massaggia schina non sta bomba di scappa! Lasci la strada piccinita! La piccinita, sì, la piccinita! Davanti a bambola, mangiamo sta piccinita! Basta! Buona mamma non cianci, l'incesidini e poi domani ne parliamo. Piccinita! Mi voglio fare il marito. Ma così non seria sangue sai. Bello facile, chiaro. Mi do una lampionata. Meglio che sento un convento che cari occhi. Mamma mi faccio. Ah, si piccinita spettacolosa, che teatro mi sta facendo! Vedi come pare piuttosto! Quanto si indegno! Va bene. Schifo! Fenezia! Che ti devi tutte le mani! Che ti studiate storia! Pigliate e ti salite! Avessi una mezza capola con una carabina sarebbe una rovina, sarebbe un non so chi. Se avessi una mezza capola con una carabina sarebbe una... Scusate signori, ti chiedo scusa per una volta, stavolta non cazzo più, garantito. Speriamo che non vi scordate. Permesso? Uè,
Pensate il tuo bottiglio un domani avete messo. Un bottiglio è pubblico. Avanti. Ascoltino? Oh, caro ragazzi, tu sì. Caro Enero, assettati. Allora è vero! Quello che mi dice il me. Guardate c'era finita! Quanto? Agostino Micaggio, gli apre una parola sola. Ti dissi che toi e basta. E poi non ti ne accorgi che già ti stai aiutando del tu. Quindi questo significa che già ti considero uno della famiglia, caro Enero. Assettati. Grazie papà! Mi mettete che facciamo così? Certo, anzi, lo pretendo, caro Enero, sentiti. No! Vogliamo vedere la mamma prima? Non c'è. Vieni sciuta. Ma io lo stesso. Scusavi sei contenta Margherita? Ah, contentissima, contentissima. E poi, Orazio, contento io, contento tutti. E Serafina? Ti rispondo con la stessa preposizione. Ma da Marco c'è! C'è, ma è una vecchietta indisposta. Comunque, ti dissi che è toi e basta. Senza doti, sì, questo tu dissi su per una vera. Che signore, lo dissi? Ah, Ma io lo stesso ma figlio! Pure senza camicia ma potete dare! guarda, non ti laccare così tanto, Orazio. La camicia lavi. E poi la legittima non ce la posso ridare. A proposito, a tua suocera, da poco ti tiene bene. Ah! Se vuole vederli, con tanto non è piacere! E allora, Serafina, e cosa vuoi? Parola di galantomo non Ma io, a vostra figli! No, stasera è impossibile, Orazio. Domani vieni e ci senti. Ma perché? Forse c'è scanto che ne esce qualche intoppo, qualche complicazione. Ma quale intoppo è il topo? No, sapete perché? Perché io conosco i caratteri. Io sogno buono e caro, ma non sempre. Che mi decidono ora, non c'è offesa, dico giusto. Ma che mi decidi sì, io mi metto il tuo cuore. E poi, dormo con i tuoi pensieri, mangio con i tuoi pensieri, vivo con i tuoi pensieri. E se poi nasce qualche difficoltà e mi volete licenziare, io divento un animale e può finire male. Perciò la prima cosa è assicurare, capito? Amico mio, sì, più bestia di cerco. Non capisci niente. Quando Agostino Micaggio compromette una cosa, la sua parola è parola di re. Mi capisci? No! Scusate papà, Dei denti, corresponsabili sul mio. Tu puoi andare a vedere cucchi vuoto vicino. va bene, tante grazie. Meno allora, visto e considerato che Serafina non si può vivere, Domani vieni. Guarda, di mattina è meglio. Certo. Anzi, se c'è difetti, sotto solo si vede meglio. ossia benedita e scusate. Dentro, razioso. Ciao. Oh, a proposito, se incontra tua sorgere non ci deve niente, senti. E perché ti sta facendo di nuovo brutto? Corresponsabili, torni a ripeto sul mio occhio, di ogni cosa che può succedere, ti piglio con mia. Lo capisci? Guarda, va bene che io ciao, avanti, ti saluto. Hai vostre parole, sto tranquillo, eh? Orazio, te l'ho detto, parola di re. Avanti, a via voi. Ho sentito questo discorso, figlia? Ho sentito. Allora ne capemmo. E non piangere! Lo saggio che si spazza fuori il tiro di casa! Quando hai 20 anni ti ci vuole la maniera e a 20 anni
Già vero. Me l'avevi dimenticato. Da sto bottiglio non si canta. C'è sta nuova speculazione. Pipa in bocca. Muti! Silenzio! Un cristiano, mi temo, è sediato. Il comincio che sta sentendo e non riesco a cantare. No, signori, non si canta. Un cristiano, mi temo, che l'ha usciato e non aveva sul poco di cantare. No, signori, non è permesso. Non si canta. Non si canta. Non si canta. Non si canta. Ma Fausti, facete un po', canta, canta! Ma allora lei che mi dice, che può vedere? No, e perché mi ha dato qua? Alla tocata dici tu. Certo, mi ha dato qua. E pitavera o mi scherzi? Pitta vero. Dopo che uno mi prega che buone mani, apri, a seconda, a terza volta, e mi lasciate studiare in pace. E voi non volete sentire, volete dire che siete maleducati. Scusate, che tu è lampione? Lampioni, E che tu è il numero? non volete, è con questo. Allora, o fanalci, un numero, magari. Un bottiglio. E il pubblico. E avanti. Quando hai 20 anni, ti chi vuole la maglietta per aumentare la famiglia di papà. A lei, Facchino, dica a lei, Facchino. Tremate, tremate. Volevi mangiare, papà? Ora che se ne noi chiamava la razza della mamma, sì. Che c'è di mangiare? Facciala che i broccoli fuati. Che ti chisti? Una cosa vedosa di mia moglie. Sabe che sogno di stopo con te legato? Che mi faccio fare qualche lava i broccoli fuori? Che? Poi mi pigliare una colica fulminante e va poi. Non ne voglio. E resta di uno. A di uno. E per quale santo? Mangiaste tu? Mangiai. Che si dice da sta maniera? Guarda che fa. Porta queste cose di ghincia. Che io vai e mi faccio fare 2 uova fritti, una lattuga con sala e 2 moschicchiette di piscisto cagliotta o una donna di lavoro diario. San Giovanni Zuppetto, voi che siete un santo miracoloso, troppo miracoloso. Questo miracolo me l'avete a fare. Senza ma facete morire. Quanto mi ci secca solamente la lingua. Ah? A poi mi faccio una novena che me l'hanno ricordare mi sembra. Che succede ora? Tu sei sera venire. E tu non Non c'è. A noi a Budia. E chi è che c'hai? Mi vuole far rimaritare per forza. Che dicisti? Quanto sento? Aspetta che ci non tocco più. E allora parla. Le paci mi vuole far rimaritare per forza. Corazzo Scamonello. Detto fuggita. E giù che dici Anna. E perché sto ciacci? Quello con sé succede. No, e allora? Certo, pittia su tutti i cosi facili. Tu non conosci io. Ci resa sua parola. E a finire come dici io. E io sensi di amore. E poi un papà ci sono gnocca. E che fa? Ah? Se magari ci direvi voglio vostra figlia, allora forse si convinceria per tia. Chi sta proprio a morire a vivere. Per mia finio.
Ma veleno! I migliori cicoccia di veleno pistorici! Ciao, non fare la possibile. Io sono più serio di a questo momento. E che fare? Che fare se per me non c'è più speranza? Se tu vuoi, una soluzione ci sarebbe. E qual è? Ti devi venire con me. E come? Senza matrimonio. Cioè come vuoi, prima senza matrimonio, ma poi pensa a Dio. Certo, così poi tu ti stanchi di mia e mi lasci. Curio, ti sto no, vedi, non la dire manco per scherzo, e manco la pensare. E la gente che può dire? Che buono dire gente? La prima volta che tu ziti, prima si rinfurono e poi si maritano. Dimmi di sì, e mi fai l'uomo più felice del mondo. Lo sacci, piccino, non mi imbrogliare. Fallo bisantare i mozzi di tua mamma e di tuo pace. Non ti disti cose, Serafina. Ma vedi quanto ti voglio bene. E quando riasuccedi? Quando vuoi tu, ciao. Magari ora stesso. Anzi, non c'è meglio occasione di ora. Ti sei sola e non ti vedi nulla. Guarda. E se mi vedi passare le pace? E diurni, babba, basta che passi con mia e è fatta. Ca. Cioè, tu castisso. Tu puoi immaginare, già che si avvicina alla tua casa, anzi che si è immediata alla tua casa. Ciao. E se lo zio poi non acconsentono? Tranquilla, sono gente di cuore, dimorate in Dio. No, mi scanto, Ciccino. E allora è meglio che ti marito con l'ampinare e ne scordiamo per sempre. No, Ciccino, no. E allora vedi. Va bene, meglio. Ma mia mamma? Vero, non ci avevi pensato. Ci scrivi due parole. Facciamo così, aspetta. Sentite già. Scriviamo. Scriviamo una lettera. Cara madre. Così. Cominciamo così. Diceva mano. Non ci fa niente, forza andare. E si vede le pace mi di ca? Mi pare che per te apposta. Forza, scrivi. Cara madre, me ne vado lontano con colui che amo. Assai. Certo, assai. Tanto che non potrei mai sposare un altro. Perdonatemi e fatemi perdonare dal padre. Vi scriverò dalla prima stazione di fermata. Non ti preoccupare, questo è un trucco per sviare ogni giaccia. Vi abbraccio e mi dico sempre vostra figlia devota Serafina. Finisti? Sì. Ma che mi sta facendo fare, Ciccino? A me calma. Tieni, lasciala da un posto intra e facile la vista e torna tutto, forza. Una piccola di biancheria pulita. Scusa Serafina, non è che sprezzo, ma da roba di mascia allo stile, non hai di bisogno. Picchi d'ora e poi ci pensa tuo marito. Bene, ciao. Aspetta. Prima, giurimi davanti a San Giovannuzzo che mi sta badando che tu mi mariti. Tu mi giuro su quella rimuzza di mia pace, che per me è un giuramento più santo. Ora vedi, già, Serafina.
vista quando appresi la terribile sentenza, li soprazza in cielo stisi per pregare onnipotenza. Serafina, a un mesi, che chi è sta cosa? Serafina! E chi c'è scritto qua? Ah già. Di tutti sti ignoranti e cretini che c'è da sto bottiglio? Non c'è nulla che sa per leggere. Pezzi! Scegli! Scusate amico, sapete leggere voi? Marra! Mi sapete utile come c'è scritto qua? Io... Aspettate che non hai occhiali? non vedo, per favore. Cara mamma madre, me ne vado lontano con colui che amo assai. Tanto che non potrei mai sposare un altro. Perdonatemi e fatemi perdonare dal Padre. Vi scrivo dalla prima stazione di Ferma. Vi abbraccio e vi dico sempre vostra figlia devota Serafina. Che vuoi dire? Se ne vuoi io? Ma così papà? E come così? Tommi tre bividi! Che mi pare che ci vuole un po' per pranzo da Giorgio? E Cucciolini è una bottigliera di mugliere ora! A Cucciolini! Voglio sapere. È un zino! Sogno messo! È un zino! Ci aveva dato la mia parola, Orazio! Parola di re! Scusate, ma perché cosa ne fui? Ma che si bestia! Che certo non consiglio perché si non ci aveva dato la mia parola perché se ne aveva fuori! Che tu sarà cacchiato un ronzio! Che mali? Come faccio? San Giovannuzzo! Ma che mi fai di pigliare, mi fissa? Ma che santo siete se mi fai di fare sotto all'occhio? Prima mi fai di fregare l'occhio! Quali magari cristiani? Ma come siete combinati, va? Lo Signore quando appresi che a noi per lo fine dello santo paradiso do angioletti serafini. Ma tu ci sta cantando, ma? Sa Giovanni de Collado. Oggi non avevo interesse, che è la vigilia. Ma quale vigilia? Quale santo? Quale festa? A festa, finito, va lì. Ma perché sbagliare così? Non è che a buone San Giovanni de Collado i massa Austino scappare. Non siete voi massa Austino scappare, va. Allora non mica bene. Allora proprio non può capire. Non c'è più cona, non c'è più santo e non c'è più festa. Perché Cristo, invece di fare miracolo la vita, gli fa la rimessa. Va lì. Che cristiana, io non può fare, va.
s'avvocata e lo dava sempre ignora, Dio si Mariano sta signora. E un'infine a molti si è allontanata, Dio si Mariano s'avvocata e lo dava sempre ignora, Dio si Mariano sta signora. Ha chiuso sta cucina? Certo, E è stata pure. certamente. Usciti sto cane. Vostro Dio, cane! Va bene. Ora, per il cane andiamo a dire un rosario e poi ne cuccamo. La grazia di Dio, diciamo il nostro rosario. Nel nome del Padre, cominci io o cominci tu? Comincia tu. Nel nome del Padre, tuo Figlio e tuo Spirito Santo. Così fu, così è e così sarà per tutta la santissima eternità. Gesù dentro l'orto si dispone Per fare l'orazione. e pensando peccato. Fate che peccato! Samu era diventato. Pazienza che ci vuole. Cancetto, poco. Stava tanto bellito già. Pace nostro che sei nei cieli. O senti sto ento? Sia santificato il tuo nome, lo sento. Venga il tuo regno. O sappi non ne vieni? Sia fatta la tua volontà. Oggi già si da finestra da cucina. Come in cielo, come in terra. E casa sta petta? Facci oggi il nostro pane quotidiano. E puttana, e c'era! Rimetti a noi i nostri debiti. Oh! Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ti senti? È una gran cosa che cosa dire. Che potete essere da finisce? Non ci sono tentazione. Vera, prima pezzo mascolo avessi. Ma liberarsi dal male. Saremo io ora. A saponera che scialava e cantava. E nessuno. E già si vuole da finisce. Amen. Amen. Dio vi salve. Ave Maria, piena di grazia, Signore. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Lo sai? Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ma saranno l'otto. Meglio che ne diciamo tu sui costi di rosario, ma sanno caccanni i brisci. Dio vi salvi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è un Signore, sape cos'è e ne compatisci. Salve Regina. Ah, c'è che feo! Asciuga se ricorda. Vieni, vieni. Vita, dolcezza, speranza nostra. O salve, non mi vieni? Salve. Però. Ah, mi pare sempre bruciato. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. E diurni! Chi c'è fuoco A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. E senti qua, Prudenzia, non è che per caso, su ta sottana, ti dimenticaste sto braciere domani? Posso dunque a bocca la nostra, vedi che sta pigliando a poco! Rivolge a noi, ma che voi misericordiosi, santo cielo! Quante cose stai vedendo? Stavo pigliando a poco! A casa, con tutto bagliato! Stava abbappando! E che poi, ti devo contare facendo i bottini? Che ti piace? Ma guarda! Meno male, signori, meno male! Il figurati mi stava battendo! Non è urlato! Che stavo parlando? Io sono misericordiosa! E mi tolero, ma pizza santa! Non mi abbandonate! Oh, signore, non so bene, non mi parlate manca a mia, che chi sta facendo non te ne scherzo. E poi tu santo Dio, sempre questo piacere di sotto!
Vaschi e a notti giovanili e cominci. Calario! Oh Calario! Stai un cavallo! E a me non mi fai gol! E io vuoi... Dopo di Stesilio, o Clemente, o Pio, o Dolce, oh, mi sono girato! Che scusa il cuore! Questo è assurdo! Guarda, vedevo, tornavo. Qui! Ciao, sono Cicino, chiami zio. Come? Cicino è? Come mai una storia? È una città. Vedo lo zio, parliamoci. Zio non sapete. E guarda tu che ci fai, casta pure. Come mai venisse a storia in occhi, senza dire niente? E senza manco scrivere un telegramma. Ora più conto tutte cose, ma lasciate più guardare, così mi ricrivo cuore. Anzi, dice di me, che bidone che si Ringrazia il nativo. Ma che mi sai tu? Chi nasce picca? Non mi trovavi più! Ma perché? Che mi succede? Che te matti? Niente, non ce ne stavamo dicendo rosario. Stava facendo una bambola! Attacca! Ma non sa mi sa fare! Ma che ci va contando? Ma tu sempre c'è una picchita tutta la cupra piena. povera zia. Ora devi stare più attenta, per favore, non si scherza, sentiste? Non ti scattare! Zia, ma donnuzza che mi guarda. Piuttosto tu, fatti guardare il fondo. Ma lo sai che ti facesti più rosso! Ma lo sai che hai ragione. Guardandolo buono, guarda che pezzo di Cristiano. Oh, Protezia, ma dove fatti guardare la Caruso? Con gli amici di fuori che parli lei a schierisci. Santo Dio, come che ci sta, fate pensare. E dimmi una cosa, piuttosto. Una famosa. Certo! Ma che ci dà una stura? Una frittata di uova e patate, zia! C'è salami, c'è olivi neri, un tonettino, è sempre pronto! Sì, zia, grazie. Ma perché ora non parlavi di mangiare, dormire? E ora perché non può mangiare? E perché non ti vuoi cuccare? Hai detto che mai c'è mi cucco, ma siccome non sogno solo, sapete com'è? Non c'è solo. Ecco questo. Ah, vediamo se indovino. Vinisti questo cucino minuzzo? No, zia, non ve l'ha applicato ci rimetto. Intanto non potete indovinare. Piuttosto che non mi domandate niente. Cosa? Stava domandando. E poi Ricciardo, se non ti spieghi! Che facete? Non vi immaginate. Ah, dottori! Miei nipoti dottori. Bravo. Dottori, medicina e chirurgia, con loro. Ciccinello, ma stai dicendo che Davvero, zia. Guardate, questo è l'anello di laurea che mi regalarono amici. Tutto santo e benedetto figlio. Fatti abbracciare una cosa per Ciccino, sei una ricchezza di sta casa! Piuttosto per mantenere il buon stanetto. Oh, che biduni che è! Calorio! Quanto quanto rosso! vedere. Ma a me mi pare a boccola un nettacca grava. Che sta facendo? Chi è? Non vedi matrimonio. Ecco, o vi vedi, era questo che vi voleva dire. Perdonatemi e benedicitemi. E ora come speciale? Soggi, che facesti? No, non mi succio, se non prendete conto tutto quello che combinare. Ah, forza! Avete a perdonare, perché feci un passo grave, senza domandare consenso. Ma si può sapere che facesti? Parla, mi carità! Mi maritai. Sì? Ti maritasti? E come? Senza me ne dici niente a lui? Perdonatemi, perdonatemi. Ma che ti pare che non ti facevo maritare? Anzi, a noi ne poteva fare solo piacere. Perché picchiere, ci pensavamo sempre. Non me ne dici niente? Assa, ma potevo dirti picchiere. No, zio, non facete male insieme. La figliola è un angelo di bontà e di virtù, ma avete a credere. E se è un angelo di bontà e di virtù, perché? Perché se temo di maritare sta muccione. Stavolta non l'avevi fare! Perché la sposa era guaretta e io ancora non mi aveva laureato. Forza, Soggi. E che ci faceva sta sposa da cuore? Basta una buona figliola.
Ma a noi me l'avevi dire lo stesso. Noi non ti diciamo di no, perché tu, grazie a Dio, hai roba là e ne può mantenere 4 che non chiedi. Giusto, dici lo zio, suggili. Mi perdonate? Mai certo che ti perdono, grazie a Dio. E voi, zia? Eppure a me ha domani, pimpanti. Io ho le mezz'ora che ti perdonai. Piuttosto, dimmi una cosa, come si chiama? Serafina. Che bello nome! E sapi di lì? Pare un angelo serafino, vita vera. E senti qua, questo angelo serafino, di che famiglia è? Di famiglia buona, della tuta, zio, ma persone distinte. Se ti dici come lo sapi leggere e come lo scrivi, ma poi come può essere sta cosa imbroglionita? Uno mi sembra i cani, la pubblicare mancare a capo. Come io e tua zia non detto moneta. Picchini maritammo sull'onta chiesa, lo stato civile, ancora la va a fare. E non facevi lo stato civile? Ma come ogni zia a capo? Con voi è che sono parenti. E chi sto vi disse che non sono io solo? E non ne sono, che non andava a becco. Sono le mie compare cola, che aspettano? E corri, chiamili! Ti signoroni a stura, a trovare quello che stanno pensando. Giusto decidi. Vediamo zio. E molto male sparte. Vai, chiamali e domani ci scusa da parte nostra. Quanto si buoni e quanto mi voglio bene. Vale, mi deve mettere un anno, forza. Che forza che hai! E quanto è bello! Tutto con l'anime sono Non vuole dire sto scemo! Andiamo a mandare di questo! Allora, Ciccino, sua moglie, gli sistemavano un po' letto lì. Noi ne mettiamo la stanza per l'ospite, perché oggi ci diamo uno solo spazio per tornare. Va bene? E che ti pensi di questa situazione? Dici giusto, però il mangiare che ci danno. E tu dici che sono persone distinte. Ci potremmo dare i salami ai rivinieri. E buono, non ci sono loro. Domani mattina appena il figlio, scarica un bello gravetto, due belli conigli, una para di gatrini e poi pensa a te. Una mattina di questo non può stare. Ma senti, ma non in testa casa, non avevamo una selva una volta. Maruzza! È un Io mi faccio, chiara! ah, ma sta fuori passare uguale. Ancora mi scommetto per chi sta e che si dice poi sì, può figlio tuo a casa. Ma rozza! Non ti dici io! Guarda a casa tu, fuori, cammina, via! Vieni qua che se la fai chiara. Giuliani, E facciamo 4 posti perché tu non mangi, giusto? Ma mangiare, tu sai che non mangia sta ora. Al massimo faccio un metro che bicchiere di vino e mi pizzo io due gocciolini. E magari, magari. Io, Mi raccomando, facciamoci buona pace. Non uscire solo tu. Caro compare, buonasera e benvenuto nella mia umile dimora. Tanti ringraziamenti della vostra conoscenza. Nulla. Io qua compare. Signora, buonasera. Vieni avanti, figlia. Caro compare,
ti appresento a mia figlia Serafina, al presente vostra nipote. Tanto piacere, tutta santa e benedetta. Santa, ricca e piena di virtù. E che da invece ad oggi la vostra nipote Ciccino. Tanto piacere, signora Commare. Tanto piacere, Mari, se si vuole mettere in libertà, invia il capotto della sua stanza. Bene, quello sera mia. Mi piace. Quante belle cose. Entonces sistemato. E bravo meno, compare, a volta aiuto lei. Certamente, perché che ci serve? Che cosa? No, mi devo scusare se ci faccio una preghiera. Se per caso sia di giorno che di notte si dovesse presentare una persona chiamata Orazio Scavonetto, detto Fungita, un lampionaio, e cercarvi di me, lei per questa persona io non ci sogno mai. Mi ha compreso? Ma chi è malo cristiano? No, non è un malo cristiano, è un seccatore. Un seccatore di quelli che rompono le scatole. Non cominciate a dire fissari. Ma papà, cosa gli va dicendo? Cosa gli racconta? E perché caro Angelo? Che cosa c'è di male? Ora siamo in famiglia, giusto compare? Giusto. E allora deve sapere lei che questo mascalzone di Orazio Scavonetto, detto Fungita, un lampionario, voleva mia figlia per mogliera. Mia figlia pensò in bene, mise in nipote di coniugarsi con suo nipote Ciccino. E questo cretino non c'è che se la prende con mia figlia o con suo marito. No signore, per forza ne vuole molte ragioni di mia, che mi sta perseguitando per tutta la vita. Compare, mi deve credere, ne può esistere di gente più selvaggia di questa persona. E poi però mandiamo un ospedale dei pazzi a gente ragionevole. Compare, ma scusate, ma mi una goccia di vino, che io quando parlo di sta animale di gebbia a me mi chiamano i baschi, mi chiamano. Ma scusate, se si disse, ma sentisse una cosa, sto cristiano che dice lei, qui che professione fa? Non è un capitato buono. Venti, zio, venti, che faccio? Ma lei ha visto? Cucina la botanica. A te di pare. Prima di tutto, prima di venire qua a carrozza, mi passa da averlo visto da una carrozza a fianco con i miei stessi occhi oculari. Mi veniva da presso, mi veniva. E poi, trattandosi di un paccio, come dice proprio antico, come dice? Così va dao, si sa pao. È buono papà, non ci iniziate a sti cose. Me ne metteva a posto, non si sa mai. Cose di Parisi, cara Commare. Cavolo, gli da in città non l'avemo. Ma chi c'è? Non ce la ti va dicendo le Commari? Tu, Serafina, mi permetti che ti chiami tu? E allora come? Allora, tu con Ciccino questa sera vi cuccate un po' solitino e poi domani ne sistemiamo mezzo. Io e tuo zio invece ne cucchiamo per stanze l'ospiti questa notte. No, Mari, chi c'entra? Il tolettino lo cucco io. No signore, lega con male, devo bucare il elettorale. Ecco, il elettorale sono quelli volini. Ma dico io. Sì, fare un letto di zii di Pittavera. Ma dico io, non c'è niente a trovare gli alberghi. Locali, pentole, puttusa. Ma che bettole e puttusa. Lei va a fare conto di essere alla sua casa e non ci voglio di più io. S'accomodasse e si mangiasse una mozzicurata. S'accomodasse pure lei, Commare. S'accomodasse. Anzi, ne vedo a scusare se stasera fa di solo due uova freschi, una frittatina e patate, salami, alignini,
mostri pani casa, un pezzo di formaggio. Due figasicchi, due mendole infornate, una pizza cassata, una ricca carnola, vabbè, guarda, c'è. E senza sapere niente, e senza essere avvisati prima, la cosa tanto per lanciare. E sarà bene, sì. Dai, cucina tu. Io vai a privare l'uovo, pensici tu. Va bene, zia, voi facete, non vi preoccupate. Ciccio. È un professore in ritiro, ecco. Professore! Buono sto cristiano allora. Si ricomodi? No figlio, tu sai che questa ora non mangio. Già, voi altri contadini, voi altri signori dei paesi, intendo dire, mangiate viato perché vi bucate viato. E certo, compare professore. E noi, gente di campagna siamo. E quindi a un certo orario andiamo e ne buccamo. Auto della bolleria. Non mi capite. Deciso. Dico, auto delle bolle. Come la io, E certo, compare professore. Noi, gente di campagna siamo. E qua non ci sono teatri, non ci sono trattenimenti, non ci sono caffè. Perciò, a un determinato orario, andiamo e ne bucamo. Noi altri invece facciamo digiuni a mezzogiorno o a luna e poi la sera, come lavoriamo al travaglio, intendo dire come si smonta dall'ufficio, si fa il solito passeggio, ci prendiamo un vermouth e vi dico va e verso le 8 o alle 6 al massimo si fa pranzo continuo. Ah, ma allora così non siete eroi. Sì, a paura. No, voglio dire che ciò vai, me ne dice Cino, mi dissi che lei è un professore in ridicolo. Ma certo, papà è un professore in pensione. No, ma vedi, quindi una vecchia di apprensione si occupa del tuo letto caonetto. Ma si tappa la bocca. Ah, che vuol dire pare? Sono un professore in ritiro. Che si caro compare impressione. Mamma, ma lei non mi... No figlio, grazie, perché poi mi imbriaco subito. E poi hai la testa pesante, sono oltraggiata dal viaggio. È buono mamma, appena finiamo di mangiare mi giocavo tutti quanti, senza parlare di cerimonie. È vero Serafina? E asciughi di sto mosso. Perché una pedaletta di campagna che mi faceva prendere appetito, fino a mano, ogni tanto un po' di villeggiatura ci vuole. E si desidera sempre che non si ha, caro compare professore. Noi gente di campagna ne brillano gli occhi quando andiamo in città. A stessa maniera voi cittadini vi ricreate tutti questa bella rete di campagna. Aspettate che voglio fare vedere una cosa. Scusate, con permesso. Ognuno si fissa a piacere suoi. Comincio da Cummari. Grazie. Poi voglio il nome del testo. Mamma, è una cosa picca. Che cuccia faccio? Non la porti. Non la può puntare. Guarda, me lo piglio io. Me ne piglio un'altra, ma non mi ci faccio fare di nuovo. E un po' da bagno. Grazie, comare. Non basta una zia sti due di fazzolauci. A voglia. Mangia,
Quindi ora mia, ti mangiate così a uso di campagna? Mi piacciono cazzare di figli di conseguenza. Sai, a venire. Meglio il giorno di figli. Perché non è vero così. Magari probabilmente dici. Una volta improvvisa e sempre più gradita. Ma poi c'è più indietro che cava tu. Ma andate a leggere, ma fa uno. Di chi spietta, cavolo? Non ti capisci, parla a casa di Maivani, non ti ne frega! Sta attento a come parli, perché ci sono montagne. E si muovono se non tagliano, si muovono! Ma non è fatta a vedere che faccio sta così. La verità, professore, ma professore, Che con sta parlando? Con voi sta parlando? professore, Carissimo, lo stesso compagno. la verità, ma regista una cosa, ma da vostra città, non avete visto mai vita di sta maniera? La verità, una garanzia! Queste fa con male e quale potete? Sta vita è una cosa fina, una cosa delicata, una cosa di film ne va. E ogni tanto c'è sognare. E poi il mondo della ragazzina sono fatto. Ma proprio, Questa vita non è questa! che sta sangue? Mena! Medietà! Di quella vita mi voglio mentare! A me iennero. Grazie, mamma. A me piace. Tutta santa e finita via! Meno male che non mi pigliassi senza chiesa! Ozza, prepariamo il bicchiere ora. Magari io, magari io. Quando si parla vino tu non capisci più niente, è vero calorio. Citta. Ah, però stasera è festa. E allora magari tu. Grazie, grazie. Picca, picca, picca. Vino, un bottiglione di muzza santa, tu baci ciccino. 32 anni fa! Che marito? No, stavo più da casa oggi! No, oggi è festa, domani è festa! Avanti, alla salute dei sposini, Alla salute di Minimuni e di tutta la compagnia! Alla salute! Bello per davvero! Domani, mi mettessi in auto forza che io voglio fare un bello brindisi ora! Calorio! Ma che è questo? Non ci guardo! Posso girare un attimo l'occhio tutto subito da lì? Ma che me la recita? Avanti, professore, sintemo, sintemo. Questo vino è dolce e fino, faccio un brindisi a Don Cicchino! Salute, salute. Il giorno è mio e io mi sento dentro per fare un brindisi in me. Salute, salute! Ma come sta per trovare, oh? Penso prima il coffee con però va bene. E ora, a domani mattina, alla salute di Serafina! Bravo! Prosit! Prosit! Chi sta in festa e non Martonio per fare un brindisi che compare Calorio! Bravo, bravo, prosit, 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 festa, festa! E siccome hai un sacco di pazienza, faccio un brindisi a compare Prudenzia! Salute, salute, bravo! Bravo, un poeta, è vinta vera.
Grazie, comare, grazie. No, è già finito. Ma scusate, da tutti questi brindisi mi pare che manca la signora comare. No, compare, fra moglie e marito non si usa, non si usa. Ah, la forza, la vista ci vuole. Non si usa, non si usa. Non facciamo scandali. E finisco, o donna Lona, chi mangiarne mi vedo se fotti una cona. No! E ora, senza fare tanti complimenti, mi toccamo. Mamma, lei che si sente stanca? Sì, figlio, non faccio cerimonie, vai mi cucco pure io. Buonanotte. Buonanotte signora comare. Buonanotte. Buonanotte Sara Maria. Buonanotte, signora. Stasera arrangiati, poi domani ci sistemiamo meglio. Andiamo, accompagniamolo con lui, dai. Lei non si cucca, compare. Andiamo promosso. Compare professore, mi scusassi una cosa, ma lei a notte che dorme? A luce domata o oscuro? Dipende. No, perché se lei dorme con la luce domata, virissi con lumi, e su vado cantarano e su duma, lo capivo? Va bene, grazie. Oh, e che fai? Facciamo che lo canta.
Andiamo. Da poco. Andiamo. E compare professore, mi dissi che sostanza e Nisci la prima volta a destra e se spiegassi che c'è sua moglie che aspetta. Ma sentite una cosa, ma siete sicuro che in questo paese non ce n'è a Becchi? Ma guarda Pecco, ma che dici ossia? Buonanotte. 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 Andiamo di pesce. Ora finemmo, ci dicevamo un'Ave Maria Madonnozza e poi rieducavamo. Vabbè, ci avevano una nozza. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Non vedere il video di promettare. Devo finire tu? Sì, Andiamo. Lascia di giornata. Troppo pesante. Io stanco. Andiamo a buca. Sei stanco. Imbriaco fossi vuoi dire. Ma io non ci mettevi stasera con la bottiglia. Non ci vivo, cosa sta facendo? Comunque se mi stanca magari io. Ma quando fu l'ultima volta che feci mutare di sta maniera? Quando li maridammo. Non ricordi? E come no? 2 anni fa. Andiamo a bucare, forza. Sta luce. Scusate, madonnuzza, facciamoci la all'ospite. Quando la vita finisce mai. Ich weiß,
Capemone. Ma che siete ancora creato? L'avete con mia bene? Ma io vi domandai scuse e perdono per l'offesa che mi fece danno. Avanti, non ne parliamo più, Non ne parliamo più, mezz'ora, basta. E vediamo il nostro vaniglia, Vi faccio fare l'orazione, vi faccio cantare le danine. Tanto annuncio, mi pare che io, mi dovete, lo faccio fino alla fine, Ma voi mi parete la vecchia dentro, mi parete. Dicetemi voi, come fai? Voi lo sapete che io sogno devotissimo, ma un patto, chi la mano lava la usa? Volendo, quanto volte ha occasione di cacciare i falsi? Ma io non lo figli. C'è Sant'Agostino, per esempio, che è un me santo, che fa miracoli che pagliola. Ma io sempre con voi. Non per rinfacciare, ma Madonna Cammano che vi pare poco miracolosa? Ma io che femmini che ne sai, non mi so. Mi basta e avanza che ne chiede la bagna. A mia mi va tutto bene, anzi benissimo. Ma io mi pare giusto che vado a fare strada molto da sta maniera, Padre San Giovanni, parliamo di chiaro, a quattro occhi, da uomo a uomo. Scusate, da uomo a santo. Dico, o voi mi facete il miracolo per vi domandai? O bello, come quattro e quattro fanno otto, io mi rivolgo all'altro, sì, ecco, potessi. Basta, un solo cenno, basta la mossa. Restiamo così, non ne parliamo più. Buonanotte, San Giorgio, buonanotte, grazie. Buonanotte, San Giorgio, vediamo domani. Ma sono scappato da luce. Ma come a fare stanotte, notte Natale, Stai morendo tu fritto. Una pompolina mi vieni. Magari Dio. Ma chi può fare il disonesto? Via. Andate nei vostri appartamenti. Ma come dormo, che scingo con un mezzo letto? Mi attaccate la cotta. Come grava che c'è da fuori. Non hai lenzuola, manco coperta. Calunnia e nient'altro. Vi ho lasciato due materassi, un lenzuolo, due cuscini e una cosa. Vedi tagliata a metà e metà con dentro. E se chi li s'affacciano e ne vedono spattuti, che fanno dire, Ridicolo, è come che non si apre. Oh, non cominciamo a femmini, che se non faccio correre sangue stasera. Sono pronti? No, assassino e disonesto. Faccio forza che non c'è meglio occasioni. Spirito, uomo di carriera. Oh, introduci di sopra, se non sale il profilo. Non quindi vi chiami Minna. Spera Dio che stanno a sparare gli sbagli. Ridicolo. Ma sai che c'è Assassino. Disonesto. San Giovanni, quando decidi voi mi fai sto cambio di miracolo. Guarda, io vai più, la facciazza di mia moglie, grava! Liviamo nelle divane di te, la bellezza in fiori ciechi. Dietro il ripostiglio. Io, vedi? Ma giù, Saponetto. Sono non può cantare, ma sento una tutta di roba, vedi io. Ma come mai misci tutti sti dolci e sto liquore dentro il ripostiglio? Fino a cosa che saggio solo io, poi capirai.
E che capito, i vostri cosi? Sì, vabbè. Ecco, a te ti sto sempre lo stesso viziaccio di domanda. Non sei mai contenta, senza sapere per come, per chi, e a parlare sai. Quando poi vedrai, dirai, brava me piace. Vedremo. Rimanessimo compare Calorio? Che succede, compare professore? Ma che punto sei? E io come vedete sogno pronto? I film da quale stanno a spiccare? Lo so, tanto che cangiare sempre stesso. Allora compare, lei oggi vedrà una compassa che si ricorderà bene che campa. Davvero? E di che si sa? Ecco, un saluto curioso. Per ora non posso parlare, si tratta di una sorpresa. Sorpresa per tutti. Ma quando poi la vedi, sono sicuro che resta a capire. Ma ora voi che ne sciuti i quartieri? Perché io lei non si peleassi. Ma come non mi peleo? Compare professore, queste cose sanno nascere. Dove funziona? Come tu trattenimento, capivo? Da che sta facendo lei? Chi stai salvando? Allora non ne capiamo. Lasciassi stare tutte cose. Ormai non si usa. Se lasciassi sempre di mia. Quando riuno, vengono e si vedono tutte cose belle pronti, senza avere sempre minuto. Si dice uno buffonetti. Insomma, si servono solo, va. Quasi ti faccio un esempio. Uno sasi? Buongiorno, buongiorno, tanti auguri, tanti auguri. Grazie. Ah! Come sta bene? Corposo! La sposa? Quanto viene? Non viene? E di no? Capito? Ah, in città si usa da così. Ultima moda! Londra e Parigi! Lei se la fate sempre di mia? Vabbè. Che facevi cose con te che non sanno, capito? Saro Calorio. Dice, ma... Corazzo. E fallo già, se ne può. Quando cazzo sei zitto? Chi stai a facile? E ti non mi scusa per tutti i balli? Ma che dici di compare professore? Chi sto ma Orazio, o scappare al paese? Maruzzo, fallo già, se ne può. La siedi, Masciorazzo. Facciamo le mani al vostro Calorio. Oh, carissimo Masciorazzo. Signore. Sempre all'ultimo minuto voi. Mi buttate scarpe delle mogliere? Sì, ma stavolta ci piace il cavallo di rosso. Fare scappichisti, ma ancora meglio verso le figlie. Non andasse fuori. Io non è che me ne intendo. Quant'è che fai a dare? Allora, in giusta legge, valessero 20 lire. Ma siccome siete voi, li facciamo 18. Capromesso che non ci dice da noi, bravo, mi raccomando. Ah, facci che ti in testa di auto. Scusate, compare. Mi faccio osservare. Prego, professore. Voi, caro signore, siete paccio? Faccio. E perché, scusate? Perché questi sono roba di fera dei paesi. Digni di massimo 7 lire. E che ne sapete voi se queste sono robe fere? Che ne saggio? Che ne saggio mi dici sto? Vengo e mi spiego. In primis, una scarpa fina per donna si fa in petti di capretto. O tutt'al più in vitellina da latte. E perché questo non è per rivederlo. Chi sta? Chi sta è la mamma come vedo? Sta Tomaia? Già, io vi parlo di Tomaia come se voi mi sapete capire. A ciò che vi pare chi è la Tomaia? Forse per chi cosa che si mangia, era bene? Facciamo così. Parliamo
in gergo scapparesco siciliano. Stampigna, carissimo e degnissimo signor calzolaio, gli effetti di il coeggio di 15 anni a meno ed è tinciuta pubiciolo senza mia colore nero naturale, tant'è vero che in mani hanno là, guardate, un nero restante ida e uno in secondi sì, sta sola e lucida come un pavimento che lo d'olio, certo, a forza di gira di Spagna non è martellata e dopo 2 anni che uno cammina ne c'ha lingua che fanno un caricaccia in terzi sì, elastici sono usati di terza categoria, ossia di terza qualità, e sti mascherini sono morti come una figa spatta. Mizzica, professore, che intende ossia? Momento. Inoltre, sti chianti sono vecchi e sti punti d'usamento sono dati con zapponi e non calesina, senza margini di cucitura e con spacco fracido. Inoltre, sti soletti, guardate, su di cartoni, non di petti, come avessero agli esseri. Papà, Figlio, sentissi una cosa. meglio. Andiamo avanti. Sti sovrattacchi, su di sola morta. Sti montanti, su di cuoio lento. Guardate. Sti ghietti, su tagliati di un cuoio. E attaccare un toglio per costare più picca. Papà, ci stai dicendo di venire il cari, primo lo voglio. Su, vai, fatta premura. Perciò, carissimo e degnissimo signor calzolaio, mastro calzolaio, chisti su scappi di 7 lire al massimo, scappi di fera di paesi. E quando lei non sa fare un calzolaio, se ne andassa a fare un farmacista. Ma non venisse a puntare tanti chiacchiere, capivo? E chi? Stava parlando. Ma sto signore che scappa. Chi scappa da voi? Chi? Professore? Non lo so, lo sa assai. Ma, non so. O madre come parla vai a scappare. Da stare nudo, capiste allora? Sa uno di loro è un professore. Va bene. Ma troppo terra metto e scappa così. Va bene. Quant'è che stai a dare? C'è dottorino, dattene tu. Dopo la lezione che ti dici come compare professore, non ti avessi manco passato. 7. Come sì? Va bene? Arrivi, saluto. Mi raccomando, non sarò stasera professore. Non mancherò. Stassi tranquillo. Ti scappa prudenza. No e no. State dicendo faccio mi fai da conosci di. Oh, senti che poi, dal momento che mi toccano nel mio debole, a me tutte cose mi possono dire, in tutte le maniere mi possono offendere, ma non nella suscettibilità professionale. Ecco. Bravo! Facciamo anche nausa ora, che bene non sempre per ripetere. Mi raccomando, mi raccomando. Prezzo d'urbanista, sapevi che si può vendere. Sì, brava, vai e ci devi venire sotto il cane. Oh, e non parlare con uno, mi raccomando, zitta. State tranquilli. Zitta. Sarò fatale. Sì. A migliorare non la posso dare, chi si deve portare a casa? Ah, ma è pronta? Mi dissi che pensiero è pronta, e se alla fine magari. Vedi caro? Sarà che si sta a mettere una picca di sto contavaci. Non ti preoccupare. Guarda, ci faccio il rumore io. Via. Anzi, ci tiro una manicolata alla testa che faccio prima. Vadi. Professore Brazzo. Ti posa. Guarda, come no? Tutto fatto! Procurai una brunetta
vino, un zumuni e un tapomuro. Ma sono dottonati. Vaia, specialmente da muro. Mezza parola. Allora, professore, come già sono un sindaco che testimoni, i bannisti saranno a mettere carta. Arreda sta volta pronti alla carica. Magnificamente. Voi invece vi mettete davanti a volta, così potete sentire sia mia che di te. Come io vi faccio segnale, vi dico, professore, pronti alla battaglia. Voi ci facete segnale, iti e da capo. Divinamente. Bravo. E prima facciamo la marcia reale e poi l'inno di Garibaldi. Perfettamente. Professore, gli sanno a memoria. Non ti scantassi che hanno i gatti. Basta, mezza parola. Professore, chiedo che mi raccomandi e che non la va a sapere nulla, ma essere una sorpresa per tutti. Certamente. Portassi che io che faccio per cavoleo. I fazzumenti rimucciati qua arreda sto angolo con tutti i suoi strumenti. Come appena già sono tutti, e mentre vedrai davanti a stavolta. Benissimo. Non c'è cosa. E io come faccio a sapere chi siete tutti in entrare? Mi dassi una parola d'ordini e io la dico forti. Bravo! E avete una testa? Una parola d'ordine. Gridate così. Professori, o con ciabanne e sacco. Va bene? Va bene, ma ora andate quindi, forza. Ne amaremo un altro. Ma vai, va. Ossia, no? Non mi far vedere. Sì. A cappella. No, professore, che state dicendo? Guarda, è impossibile. Non so, davanti. Vai, va. Un momento solo. Va bene. In via del tutto eccezionale, siete l'unico che si può vantare di averla vista per molto tempo. Veniamo, facciamo vantare il nome del ragazzo. Fermo. Che bene pare? Splendido! Che galanteria! Che meraviglia che va a essere virtuti! Ma ora io scappo che non c'è più tempo di vedere! Ora andiamo, vedi il cambio di sta punta! Parlate sacchetti! Vedi per la bocce avanti! Alla mesa saluti e ti San Giovanni Devollato! Di sua figlia e di sua moglie! No, figli non c'è bisogno proprio! A me e di San Giovanni Devollato! Forza ora! Mi raccomando, E occhio vivo e bacchetta pronta! Al comando! Pronta alla carica, attacchiamo, camaccia le altre! Avanti! Forza! Mi raccomando a voi, Russo! Non mi fai fare una figura, Mi raccomando! Ma scusate, ragioniamo? Non facendo solo esaltato! Voi mi dicete, sì, responsabile io di ogni soddisfazione! Ma che vuol dire, Che sta dicendo? Fermo che mani! Non è niente, senti? Non è niente! No! Io per essere con ma nunca! Non sono contento! Io ci cominci che mi vai a cercare! Ma scusate! Ragioniamo! Non facciamo ciacchi! Non si devo San Giovanni Devollato! Sì! No! E ora, vi combino come io! Adesso piscina! O San Giovanni non so!
Se è finita la mia vita come voi, per me è un vanto. Però ricordatevi, e mi mettete un lumino con l'occhio magari a mia. Ma così tutti mi ricorderanno e pregheranno. Come fanno con santo bellito. Chieto che momento loro. E con tutto cuore. E magari meglio. Direte che mettete la vostra casa. Che l'ultima volta mi faceste diventare un rosso. Un mostro rosso come una paparina. Oh, papà, cazzo, che non siamo! Allora, non ci fatti l'olio a San Giovanni. Allora te ne metto io, papà. Lora, non dormi, vieni qua. Vieni qua, mi stavo che ci sparo, non vai, ci sparo. Che fu? Che succedeva? Quanto da valore? Che succedeva? Oh, quella mano è e poi mi fai un annuncio. Che succede, compare professore? Che diavolo è la papà? A cosa ci voleva sparare? Che ne sapete, caro compagno? Che ne sai, caro Enno? O hai veramente una cosa freddosa e spatti mi viene a minacciare fino a chiccia. Ma tu? Due mascalzone di Orazio Scaonetto, detto Funcita, e su cavaglia ghiacciamento. Uno sa cantare di papi. Te l'avevo detto che era capace di venire fino a qua? Non so. Che minacciare magari con il Casamoni. Mi voleva tagliare la testa. Se io non pigliava un revolver, va bene. Faceste buono, compare professore. E meno male che i femmine non si niente. Se nunca, aveva a vedere che il gioco fuoco che succedeva. No, caro compagno. Oggi la sentivo tutti i posti, ma non si muore. Andiamo a ridere. Ma che a fare la vostra poveretta? E piuttosto, ma tu una arma, tu revolver. Nicky, io sto arrivando, ma tu hai veduto come sta scudenza? Aspettate, oh che male, vediamo se ne accorge una volta di tutti. Vediamo se Finisci di sparare? Sai se è pronta Serafina? Ci domani. E che cosa volete di sto commoglio? Sta moschera che è alta testa. Non comincerà a sparare, lo senti? Vi sto pregando. Che cosa significa? Parlate. Che vuole dire che significa? È un cappello che lui ci vanno. Ma non dimmi, Lofe, levate sto coso. Che dicesti? Io ci farò nulla a mia figlia. Ma uni, buffa di pantano, uni! Un matrimonio si fa in casa e tu presenti questo baule in taletta. Levettello di dissi. No, lei è un mumetto. Levettello di dissi, Gratina, non facciamo ridere a gente. E solo tu puoi buttare lo cappello. E io che sogno, una poverezza. Che c'entro io? Levettello che stai dicendo, mi dà la zarricchiola, levi sto coso. Io Vigiana, ma ti guardassi tu che sei bello. Parla un pace Venezia. Oh, gnalona! Oh, mascio Austino! Miserabile lavannara! Pinto, mascio scappato! Attenta ora! Ah! Oh, facci coppino! Dico io! Mi forza vanno a fare conosci! Oh, ma che credete voi? Che siccome voglio bene a vostra figlia, ma sopportare tutto sto bene nel potere! Ci manca mica che mi vada al tuo paese! Meno male che mi va a sopportare tutto oggi! E che buccaria! Ma Icque! T'animale in cebbia! Che non mi lascio più di pace! Finitela! Che mi vanno senti! E non voglio fare se mette con le gente! I pettegolezzi caro Ennio di famiglia! Senti se non hai ragione, un matrimonio non si fa in casa? Ecco, Ida si stava presentando con tuo cappello in testa che mi pariva una bottiglia delle muni! Un mese e mezzo di volata poi! Bene! Come? Come? Deccelo! Deccelo! Ma ti scuola basta rugiato, deccelo! Ma io ci volevo fare una mia figlia mia! Buono,
Avevo ragione, Mastro Agostino. Dico giusto? E d'altronde, che mi può sapere sta ignorantanza di certo senso sociale? Non ho sapito. Certo, e così mi lavi i tiri, che non è che mi ci poi È buono, mamma, buono. Se asciugassi capito, aggiustasse qua e torna per dentro. La facessimo morire, avanti. Un signore ti non ricordi certi valenti. Ma sto cazzo fa se mio marito la sta ancora qua! Quindi persuade, caro Iennero, lo sta vedendo come mi metta malanove? A te a sola, mi c'ha dato il ricciuta, che mi devo dire una olla buona! Assassinati Celeste! Noi siamo pronti. Meno male, che cazzo sono sindaco di testimoni. Buongiorno a tutti, signori. Scusate, la mia! Inga si marita, ma è figlia! Presento l'egregio signor Sindaco, mia moglie, Serafina. Tanto piacere. Onoratissimo. La suocera, signora Lona. Molto lieto, signora. E infine mio suocero, signor Agostino Miciaccio. È un professore in ritiro. Signor Sindaco, tante congratulazioni! Ah, lei è in ritiro. Così giovane. Già, che ci vuole fare? Sono in ritiro. Ha cominciato presto la carriera. Prestissimo! Potevi avere 8 anni. Corbezzoli! Me ne congratulo. Grazie, E grazie. che cattedra occupava, se è lecito? Oh? Dico, che facoltà copriva, che materia insegnava. Ah. A secondo, vedi? No, insegnava lingue. Lingue. Ah, lingue. Lingue, mi temo musi, nasi. Ma vive o A secondo le stagioni. Vive, morte, convalescente. No, in ultimo insegnava lingue vive come tedesco, inglese. Ah, sì. Inglese, danimarchese, veneziano, pure russiano. Forza papà che siamo pronti. Vuole favorire, signor Sindaco? Sì, perché stamattina ho tante altre cose da fare. Intanto gli sposi si mettono qua davanti a me. Dietro si mettono i 2 testimoni. Lei mi si mette vicino a sua moglie. Buono, Allora, signori, stiamo attenti. Dunque, articolo 130. Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza. Sto libricetto fu che non la merita. Maledetto mi davvero quando inventato. Articolo 131. Il marito è capo della famiglia. La moglie segue la condizione civile di lui. Civili, sta sentendo? Civili, come mia. Ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo ovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza. Obbligata, sta sentendo? Sì, va bene. Ma io ti dispenso. Ah! Disonesta, mora una ammazzata. Silenzio, signori! Articolo 132. Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze. Sostanza, lo sta sentendo? E no, faciola. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha i mezzi sufficienti. Ti persuadi, fogna? Ma va di spicugnato. Mi ritirivi una risposta, ma siccome sono una femmina onesta. Ah, Invece, signora. Niente, la scusi, l'emozione è emulsionata.
torniamo a noi, torniamo al matrimonio. Voi, Francesco Maria Santa Paola, siete contento di prendere per legittima sposa Serafina Eugenia Miciacio? Sì. E voi, Serafina Eugenia Miciacio, siete contenta di prendere per legittimo sposo Francesco Maria Santa Paola? E chi è così contenta? Se ne scappare magari. Risponde la sposa. Sì. E te lo bello voti! Sì! Ma scusi, signor sindaco, la ragazza ancora non è in pratica. Sì. In nome della legge siete marito e moglie. E via E adesso, prima che spose poi i testimoni abbiano la bontà di mettere una firma qui. Venite, venite. Ma perché c'è oggi è grande festa. È andata veloce. Ciro, mi raccomando a te, E abbracciati un'altra volta, Ciccio. Ma capite che c'è giudizia? Ciaccio, che pensa e gioia che avessi avuto a Sant'Anima me lo pace e a Bonanima lo pace se non ti presenti e in casa la finestra così figli miei, così 2 anni da un corpo senza mai una parola, mai una questione, mai un malinteso. Santi e ricchi, E mi raccomando, ubbidienza, e non vi sciarriate mai, Già, come io con mio marito, che è una perla di cristiano. Ecco, ubbidiusina via a parlare. Non caro nella legge. Vabbè, stavo dicendo, e niente, mi rompevo un filo. Vabbè, divertitevi. Adesso ne facciamo conto tutti due, te fa venire come una conciata. Quanto ci diceva Nave Maria Magnuzza, che vi prodigio e vi prodigeravi sempre come avevi fatto con noi per 80 anni. Sempre. No, alto là, comare, alto là, non scusare. Ma prima ho avere di questi signori e in auto. Ma scusate, vedete caso tutti qui. Chi c'è? Che succede, compare professore? Guarda io vedi, che ti vedevo comare. Ginocchiate. Ma che significa? Ginocchiate, figlio! Obbedisci a te! Obbedisci a tua parte, figlio! Sci! Tu, Serafina, quando te ne fuisti con qui presente tuo consorte, a cui ti sei raccomandata per non essere lasciata in balia di te stessa? A San Giovanni Degollato. Benissimo. E tu, Ciccino, al presente mio Iene, quando ti ne fuiste con la qui presente tua consorte, davanti a qual giurato, chi te la sposavi mitematicamente? Davanti a San Giovanni dell'Orlando. Ti prego di non ridere! Ascolta, attenzione, come professore. Oh. La cosa è seria. Allora, San Giovanni Decollato vi fece un miracolo e lo dovete ringraziare. Professore, pronti alla battaglia? Andiamo figlioli, 1 e 2.
fino a noi. Ma è un canuscio. Come se non canuscio, signorino? Chiedo, si chiama Orazio Scaunetto, detto Funcicchia, un lampinaio. Lo facesse arrestare, signorino, lo facesse arrestare! Per furto recidivo di olio santo. Che arrestare, lasciato andare tu povero Paccio. Certo, ma io non lo dici Paccio pericoloso però. Mi voleva suicidare. Ma io mi chiedo, ma cosa avrà fatto a nascondersi là dentro? Ma lei non sa la storia antecedenti? Guarda, ce la racconto io. Deve sapere lei che noi... Ma a fare un piacere, non parlare di più. Piuttosto, vedete questi signori, mi vanno a metterci da scantare. Sì, mangiamo i confetti. Alla salute di sposi. Dicevo che non sono un pezzo di culo alla camera. Ma così, comare. Grazie. Compare con la tutto a posto. Dici un piastro, Calorio? Non è difficile, non ti preoccupare, che cose netti. A proposito, compare professore, ma posso dire una cosa? Oggi cosa chiaro? Ma c'è tu! Che belli miracoli che fa! Usò San Giovanni decollato, eh? I cose giuste! Compagno, non ne parliamo proprio! Se lei mi credi, mi sogno mortificatissimo! Anzi, sai che faccio? Mi chiedo di soddisfazione, compagni, ora lo punisco, qua, davanti a tutti lo punisco! Non è tempo! Che fumari? Senza lingua, ce li ha salutato! Mi faccio un confetto. Che succede? Non ieri si taglia mezza lingua mentre si mangiava un confetto. Che ci cadevo, Pozzi? No, ma non può parlare di più. San Giovanni decollato! Tanto miracoloso! E non mi voleva bene! Ma che decidi, compare professore? Sto facendo cercare mezza lingua! E non può parlare di lui! Miracolo spettacoloso, signori miei! Spettacoloso! Professore Brazzo! Che vuoi? Musica! Va bene! L'inno di Garibaldi! Va bene! Tieni il minuto! Non lei signor Sindaco, ma scusa, sarà anche lui! E si davanti a un santo potente! Potenti! Viva San Giovanni decollato! E viva San Giovanni
Esercito Placido Inzana. La nostra banda Andrea e Agata Grigeri. Mario e Giuseppe Lombardo. Alessio Spanelli e Francesco Casella. Maruzza Mariella Grosso. Sindaco Salvatore Cannistrà. Rinuzzo Gino Giorgianni. Cola Pipparello Straneri. Soferzio Giovanni Giorgianni. Orazio Giuseppe Giorgianni. Provvidenza Giussi Briscoglio, che ha recitato con 38 di febbre questa sera. Brava Giussi. Galorio Nilo Russo. Ciccino Pier Giuseppe Picco. Serafina Irene Cannistrà. Donna Nona Nunzia Pino. Un grazie alle suggeриtrici Maria Fiore e Vanessa Venini, per la scenografia Andrea Binger e Dominic Slaveni, gli aiuti di scena Pippo Giorgianni, Mario Lombardo, Giuseppe Lombardo, Nunzia Vina Agostino, Francesco Casella e Sendis Nicola Cannistrà. Grazie a tutti per essere venuti, è stato come sempre un piacere per la